Ben ritrovati dalla redazione. Sono stati distribuiti in questi giorni nei supermercati e nei locali di Muggia, compresi i chioschi sul lungomare, avvisi che ricordano il divieto di vendere alcolici a minorenni. Sono stati anche intensificati i controlli della polizia locale nella località rivierasca. Si tratta di un'operazione del comune per evitare che si ripetano episodi di risse e pestaggi che ultimamente appaiono spesso nelle pagine di cronaca locale. In alcuni di questi casi i ragazzi avevano assunto bevande alcoliche acquistate anche a Muggia. Nuovi sportelli per rendere i servizi sociali più accessibili a tutti i cittadini, aumentando le competenze digitali degli utenti in difficoltà. Lo sportello per la facilitazione digitale è stato presentato nella sede centrale del Dipartimento dei Servizi Sociali alla presenza dell'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli e del consigliere comunale di Forza Italia Alberto Polacco, che ha portato i saluti dell'assessore all'innovazione tecnologica e transizione digitale Sandra Savino. Presente anche il direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino, Lorenzo Bandelli. Fincantieri e Leonardo hanno ricevuto dalla Marina Militare la notifica relativa all'esercizio dell'opzione per la costruzione del quarto pattugliatore di nuova generazione e relativo supporto logistico con quote rispettivamente del 51% e del 49%. Il valore complessivo dell'operazione è pari a circa 236 milioni di euro. Il tutto nell'ambito del programma OPV Offshore Patrol Vessel della Marina Militare Italiana Orizzonte Sistemi Navali. Nei giorni a seguire OSN concluderà i contratti di subfornitura notificando l'esercizio delle operazioni delle opzioni a Fincantieri e Leonardo, che avranno rispettivamente un valore pari a circa 163 milioni di euro e circa 70 milioni di euro. Da dicembre 2022 a dicembre 2023 la popolazione carceraria nei 5 istituti di pena del Friuli Venezia Giulia è aumentata dell'11,7%, passando da 572 unità a 639. Gli stranieri sono il 39,9% del totale. Secondo il report analisi dei dati relativi a criminalità e sistema penitenziario del Friuli Venezia Giulia, diffuso dalla Direzione Generale della Regione, il Friuli Venezia Giulia si colloca al terzo posto percentuale fra tutte le regioni per sovraffollamento. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata di oggi. Cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Dal pomeriggio sera possibili rovesci temporali isolati sulla zona montana occidentale. Sulla costa e sulle zone orientali bora moderate, poi brezza nel pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 20 e 22, le massime fra 30 e 33 gradi, sulla costa minime fra 22 e 25, le massime fra 29 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.